Giovedì 1 aprile, Sant'Ugo di Grenoble. È il 91esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 274 al termine. Il sole sorge alle 6:51, tramonta alle 19:39. La luna sorge a mezzanotte, tramonta alle 9. L'architetto Jacopo Tatti, detto il Sansovino, è assunto alla carica di proto della Basilica di San Marco, con uno stipendio annuo di 80 ducati d'oro e alloggio gratuito in una casa vicino alla Torre dell'Orologio. Durante la sua permanenza in carica provvederà a consolidare i muri esterni e le cupole della Basilica e ad arricchirne l'interno con opere d'arte e nuovi mosaici. Le previsioni per domani: tempo ancora stabile al mattino con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, maggiore variabilità dalle ore centrali con tendenza a sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane e pedemontane, in successiva parziale estensione alla pianura. Precipitazioni generalmente assenti, salvo un aumento della probabilità nel pomeriggio fino a bassa sulle zone prealpine per qualche modesto e breve piovasco o locale rovescio in possibile sconfinamento verso la pedemontana e la pianura orientale in serata. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in contenuto calo.